Mandi a Duce, bentornati con la trasmissione par Furlan, il notiziario par Furlan di Telemare. Voi si c'è in comune di San Florian, come che vi ho detto, con una compagnia abbastanza particolare. Venga stai con Aldechis, e ho detto il Dechis e Grimoaldo, venga stai Matteo e Federico, che sono due rappresentanti dell'associazione Invicti Lupi, che come che vi ho detto fa in rievocazione storica. Allora, domandin dorman a il Dechis di Fevelanos da Invicti Lupi. Allora, qui si sono assos e viene. Allora, la nostra associazione è nata dal 2011 da un gruppo di appassionati per evocare il periodo storico del VII secolo, periodo di transazione dei Longobars tra i nostri terris. Abbiamo avuto questa idea perché a Romans abbiamo chattato una necropoli una vora grande e allora non so assomigliato giusto di valorizzare un periodo che in Italia, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista dell'evocazione, non è tanto valorizzato. Ecco, l'associazione si propone di ricostruire uno scorcio di vita dal periodo del VII secolo dal punto di vista dagli uomini e dalle femmine e le attività che erano collegate a chiaramente gli uomini e le femmine. Dal punto di vista sportivo, noi si ne portare un tipo di combattimento che sia il più realistico possibile. Per fare questa roba, chiaramente, da urla è una preparazione sportiva atletica non da poco, perché per imparare a scombattere bene con le armi e arrivare a controllare il colpo senza fare una vora di male, chiaramente bisogna allenarsi un gruppo di tempo. Oltre a sia la rievocazione dei costumi, chiaramente la ricostruzione storica, quindi studiamo i reperti dei ritrovamenti archeologici e anche ipotesi da perché non tombis non vince chiaramente il reperto intero e allora bisogna anche fare una sorta di ricostruzione e per fare questa ricostruzione l'associazione si confronta anche con studiosi dal settore eccetera e oltre al combattimento chiaramente per la revocazione noi mettiamo tal mies anche un gruppo di attività che erano da quel periodo l'artigianato, la tessitura, tutti che robisca. quindi oltre si riesce di SLP possibile fedei. Diciamo che si era una volta, chiaramente, con duci compromessi perché chiaramente non sapevamo al 100% se che era una volta, sono ipotesi tante volte. E per realizzare i vostri vestiari, la vostra associazione si organizza, ognuno fa per suo conto? No, allora chiaramente è un nucleo di associati che ha studiato di più dai NOFS e chiaramente cui che entra in associazione ha di indirizzarsi seguendo i consigli che gli vengono dati dai che sono già lì chiaramente perché hanno avuto un pelo di più di esperienza, hanno studiato di più e quindi non è che ognuno al fa che a voglia, no? Chiaramente sono regole di rispetto da storiche e anche un po' di gerarchia, se così possiamo dire. Hai capito, ma per esempio per realizzare le armi che avesse Dutkist? Allora, qualche podin noatris realizzando di noatris di Bessoi. Per dire questa sengla qua, che è ciappata da un ritrovamento di cividat, io l'hai veduta, l'hai studiata, l'hai tirato su un materiale che ci somea al bronzo, l'otton in questo caso, e lo hai decorato, bulinato e hai cosito il coreano. Sono altri robis che purtroppo non si possono fare di Bessoi, chiaramente come gli spadis. Una spada ha di durare un grande tempo per scombatti e non possiamo stare ogni giorno a rifare una spada perché chiaramente non facciamo i longobars per mistero. Qualche podin però facciamo le nostre armi, come i scudos per esempio. Questo scudo qua è fatto una ricostruzione chiaramente, le bombat perché tali tombi si hanno chattato un'impugnatura in fiar stuarta da un bon che è questa sfera metallica, no? Chiaramente l'unica roba che si è chattata da tali tombi è l'umbon di fiar e l'impugnatura. Tutto il resto
non si è accettato per sé che è di materiale deperibile. Allora lì, come che vi detto prima, sono le ipotesi, per sé che il coreano è un materiale duro che si accettava subito dagli bestis quando si copavano. E il coreano veniva messo chiaramente sui bordos dallo scudo per tenere i colpi. Il len che è messo da stratos di tela, normalmente che volta là era di salice i ritrovamenti che hanno fatto l'analisi di che frammentus che hanno accettato dal len e hanno veduto che era di salice. Noi altri abbiamo fatto questa ricostruzione anche con disegni dal periodo, questa è accettata di una glesia, questa da un fregio di una glesia. E dal scudo possiamo passare anche a tutti gli armamentari per dalle protezioni all'armatura. Favelin anche di qualche alla intor Grimoald per Furlan. Allora, chiaramente, siccome non hanno accettato nessun frammento di fiar dalle tombi, al manco il in Friul, abbiamo pensato che l'armatura era fatta chiaramente col coreano, perché è un materiale che col team non dura, però che sicuramente dà una buona protezione per combattere i colpi, che si fermino, i colpi scultai da spada si fermino. La ponta invece passa dal mies, perché purtroppo che volta là non avevi tanti bes per procurarsi un'armatura evoluta in fiar e allora col tempo hanno veduto che con le protezioni dei coreani si arrivava lo stesso là in denant e allora hanno notato che tipo di protezione. Poi chiaramente la prima roba a venire protetta in combattimento sono i bras e i manesi che in questo caso non sono. Per sé che quando si scombatte i pons a cui io voglio ammirare quando si combatti sono il chaff, sono chiaramente il chaff, per sé che vedete le lancia l'elmo lì, no? Chiaramente il brassal che le fa col coreano, che è un coreano di 5 mm, bulit e ten botti colps. Cioè le io puoi tirarci tranquillamente e non ci fai nulla. Poi un'altra roba, erano gli jambis, che avevano una fasciatura fatta con la lana a 3 stratos. Siamo sapendo che i longobars dopravano le fasciature di lana. Per sé che una fonte scritta che avevano, Paolo Diacono, fa l'istoria Langobardorum, nos conta che quando i longobars sono venuti in Italia avevano come simbolo di riferimento li fasciaduris di lana. Allora noi altri abbiamo pensato chiaramente che non era come un simbolo di riconoscimento, ma era anche una cosa che si poteva adoperare per proteggersi i jambis. In questo caso li fasciaduris possono tenere un colpo di taglio chiaramente di striscio, perché se oggi tiri un colpo forte tra gamba arrivi a giavaggi la gamba. Tanti volte però sono tutti i cavalieri dopravano questo tipo di protezione che ancia sui jambis, quindi gli schiniers. Per proteggere il chaff era l'elmo, che le sapeva di un ritrovamento in Germania, Niederstotzingen, disin che in Italia hanno accettato dome 3 di che selmosca. Però disin che probabilmente era in fa anche di coreano questo sistema dal brassal e quindi perché non si sono accettati di che mosca. Però probabilmente un signor che insomma il paron da Fara, che la Fara sarebbe l'organizzazione la famea disin dai Longobardi, dalla società longobarda, il paron da Fara probabilmente arrivava ad avere un elmo così di fiar per sé che poteva avere più bes di che altri. Ma ora vi domandavo, su altri arrivo che dome disin l'aspetto werir, nel senso duc werir sta associazione No, come allora, costumi. l'associazione aveva anche femminis, l'associazione le viarta a duc, dai 16 anni in poi, perché il nostro obiettivo non è dome di portare l'aspetto del guerriero, perché era una roba importante, ma erano anche altri robi che volta. Quindi, qualche podin avevano 4 femminist associazione che studiano l'aspetto da tessitura, dai vestis, dalle robe di gusta. E poi anche
assim chiaramente diversa a dus che volin approfondire qualsiasi aspetto dal team, tipo la giurisprudenza o l'artigianato non militare. Insomma, una poi è entrata associazione e nella mia associazione la più in sotto disenta i suoi interessi rispetto ai Longobars. Yes, chiaramente. Ora vi anzi domandare, ma secondo me proprio avessi fatto come riferimento al secolo VII, disegno, in tutta la storia longobarda magari si poteva alla pin davanti o pin da ora, per sé proprio... Ma allora, pare che a Romanzi hanno stato tombis fin alla prima metà del VII secolo. Abbiamo veduto che non erano altre associazioni longobardis che facevano il VII secolo d'Italia, o il SIS o il VOT. E allora abbiamo deciso di fare questo secolo. Anche perché è un periodo in cui i Longobars sono già arrivati in Italia e hanno attaccato a stanziarsi dal territorio. E chiaramente è un periodo in cui si passa da un momento dove l'identità longobarda è diciamo, forte fino alla fine del VII secolo che ormai i Longobardi sono due messe da con i Romans. Oltre a se canza per favelarnos di un'iniziativa importante che avresti di fare di qualche mese. Sì, l'evento si chiama Romans Langobardorum e è un evento che è una revocazione storica, la prima dal paese di Romans. L'iniziativa è chiaramente di diffondere il più possibile il periodo longobard da nostri bandis. Per Fachist abbiamo studiato un sistema che toccerà tutti gli aspetti, dalla didattica alle conferenze ai combattimenti. Quindi non sarà come un evento che avrà un argomento e bomba. Avremo un gruppo di iniziative come avremo 5 conferenze, saranno 3 giornate di Champ Story che sarà avviata a tutti. Quanto? Il 17, 18 e 19 di mai di quest'anno. Avremo anche di fare un'iniziativa con le scuole che abbiamo già attaccato a fare a ottobre. Sarà anche un concorso fotografico, chiaramente sul tema longobardo, per cui che avrà gola di partecipare. Disin che il clou dall'evento sarà la revocazione di un rito funebre longobardo pagano, dall'epoca pagana, perché i Longobardi prima erano pagans e poi si sono convertiti al cristianesimo. Avete usato il morto? Sì, ma è una sorpresa. Ah, hai capito. Sì, insomma, noi abbiamo pensato che Giul, un evento che arrivi a colpire per sé che in DDUE la storia l'è dismenteata. Allora abbiamo pensato di fare un evento che arrivi a valorizzare chiaramente e di essere una roba biela per il pubblico è una roba che arrivi a colpire la int. Saranno anche ospiti di fuori? Sì, chiaramente dicono che i revocatori vengono da fuori. Avremo un gruppo di Longobardi da Modena, modenese, di Biella e di Cuneo. Quindi avremo un gruppo di int che sarà qui che tirerà con l'arco, qui che scombatterà, quindi avremo un gruppo di combattenze. Oltre che avremo anche a Vonda relators di un certo prestigio e ad oltre confine avremo anche int che vengono da Lubiana. Chiaramente non possiamo che fa una piccola anticipazione. Quindi sì, si tratta di un evento, come hai detto prima, che è fatto in grande e che punterà a acclamare un gruppo di int. Bene, dopo ora vi domandavo comunque metti al 60 associazione come alla dotta il tempo di essere pronto per mai, no? Allora, potresti contarlo se che uno può fare per venire da onza, per vedere anche magari un vostro allenamento o algo del genere. Chiaramente. Allora, l'associazione si chatta ogni lunes dalla palestruta dagli scuoli a Romans dalle svote miesa fino alle 11. I primi 3 allenamenti sono gratuiti e poi gli decidi se entra o no con 3 allenamenti. Chiaramente un arriva a farsi un'idea di
se può il plaseggi, insomma, l'associazione. Questi sono allenamenti dall'aspetto sportivo. Sì, l'aspetto sportivo, però chiaramente quando viene un dongia ci mostriamo tutte le robe che possiamo fare, quindi dall'allenamento ancia fino all'artigianato e tutto. Che robe che diciamo che la palestruta è un punto per chattarsi, dove è. Poi lì dopo si può decidere anche di chattarsi al di fuori da palestra. Ah, sì, oltre a parte la palestruta di Romans, a 60 presenti su internet. Sì, presenti su internet, allora il nostro sito è www.invictilupi.altervista .org. Lo metteremo in impressione. Ecco. E poi si ingancia su Facebook sia come gruppo e anche con l'evento di Romance, che è appunto una pagina. Così. Bon. Allora, Fevelin, c'è un momento magari di se che avessi intorno, vi favelato dal Scott, vi favelato dall'Elmet. Sì. Fevelin anche da Spadis, allora, no? Prima di favelare da Spadis, allora Fevelin anche dal Curtis, si chiamato Scramasax. Il Scramasax era l'arma che indicava quando un uomo poteva essere libero o no. Che portavano gli Scramasax da ur vuol dire che erano guerrieri, arimans e erano che potevano partecipare all'assemblea, avevano tutti i diritti della vita politica. Che non avevano il curtis, un curtis grande come quel che non potevano partecipare alla vita politica, non avevano diritti, erano sclavi o semiliberi. Chiaramente questo indicava anche che un sapeva combattere, perché sapevano che per essere un uomo libero aveva di saper combattere, quindi i Longobars, un gruppo di revocazione che ha di fare i Longobars, per forza ha di saper di combattere. Oltre al Scramasax, chiaramente l'arimano si portava addosso la spada, o spata, aveva una rama a vonda larga, era un gruppo sbilanciato in denant, anche perché non aveva tanto fiar da ur, ma proprio per questa roba era sbilanciata. Era in tanti modelli di spada, questa era la più pura, questa invece era dal signor, perché intanto era tanto più decorata. Poi è una presenza di un'anelutka che indica il legame che il combattente aveva o con la sua arma, in questo caso il duca con la sua arma, oppure quando era un vassallo che era sottomesso a un diciamo più forte e l'anel che mostrava appunto la sottomissione dal vassallo al duca, per esempio, o al re. Sottanco il sovrastante, no? Dopo c'è altre, se vino. Poi un'altra arma che veniva adoperata dai Cavaliers, abbiamo fatto prima dal Scramasax, questo invece è un Longsax. Questo lancia una riproduzione di un reperto di Cividat. Questa era un'arma più di cavalier per sé, che intanto aveva come un fil per tagliare, perché se io voglio a cavallo, a me non mi conventa avere due tais per tagliare, mi conventa come un tai. Ma era diciamo, più pesante da spada e conventava per spazzare con gran forza l'avversario che era sotto. Diciamo che oltre a questo, una delle armi senza più dopradis dei Longobars era la lanza che can una vin. La lanza diciamo che poteva essere lunga o curta. Curta se era un fan che aveva di doprarla magari sempre con due mans o da ur dal scudo a una man. Le lanze di cavalier erano più lunghi, se avevano la ponta più pesante, perché ci conventava avere un'arma più pesante per perforare, per sbusare gli avversari. Che il biel quarn, anzi due quarns che sono lì? Allora, il quarn non si è accettato ai tombis, però conventava normalmente per bevi, perché si chattava subito dalle bestie, gicolava la vaccia e si poteva bevi. Che altri quarni invece conventava per clamà, disin. Provin. Vedete.
E commentava appunto per clamare i guerriers oppure anche quando si lava ciazzà, se si chattava la bestia di corriggi da ur, insomma. Era uno strumento per clamare, ecco, di richiamo. Bene, insomma, penso che se uno aveva di farsi un'idea di sé che facesse, magari anzi, non sai troppe volte che si vede un guerrier Longobardo dal viv, insomma, in Zara West, no? Allora io penso che vi ho dato una bella idea, spero che qualcuno si senti. A volte l'associazione ha di romance, ma di romance troppo intesa dentro. Uno e due, sì. Su? Su 12. Ecco, buon. Allora magari anche un invito là in di romance A venire. a venire fuori di casa, che i Longobardi sono anche a muovo, non come sottiano. No? Esatto. Bene, allora grazie grazie a Invicti Lopi per averci mostrato la loro attività, come us la sin con un filmato che hanno realizzato qualche mese in daur per la festa di Santa Elisabetta a Romans, dove è proprio un video di combattimenti con tutte le differenti armi che hanno a disposizione. Allora, mandi e arrivederci. Mandi. Nobiles matrone, magnanimi homini, invicti lupi gratias tibiago podvenisti no flocu. Ixult gens lagobardorum, podscripsit historia Italia.
Se siete interessati a sapere qualcosa di più, il lunedì sera ci troviamo qui a Romance, l'associazione è di Romance. Abbiamo il ritrovo presso le vie delle scuole, la Palestrina per intenderci. E ora lasciate che vi salutiamo con il nostro urlo. Lope! Invictus!